Buongiorno e benvenuti a questo primo episodio delle pillole di innovazione digitale che rientrano nell'ambito dei servizi offerti dal punto di impresa digitale attivi presso Confagricoltura Padova, un'iniziativa della Camera di Commercio di Padova. All'interno di questo episodio di pillole di innovazione digitale andremo ad approfondire uno strumento a disposizione delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta del mercato unico della pubblica amministrazione, il cosiddetto MEPA. Nello specifico andremo ad approfondire quali sono le opportunità che il MEPA offre per le imprese del settore florovivaistico e del settore della manutenzione del verde. Il mercato unico della pubblica amministrazione, o MEPA, è appunto un mercato digitale all'interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni o i propri servizi alle pubbliche amministrazioni. Parliamo qui di tutte le pubbliche amministrazioni che vanno appunto dai comuni a per esempio enti come le università, ma anche per esempio servizi come quelli dell'aeronautica o del Ministero a cui afferiscono appunto il Ministero della Difesa. Il MEPA è uno strumento che di fatto non ha alterato e non ha inciso sulle procedure né le soglie di importi fissi fissati dalla normativa vigente per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. Ed è però di fatto lo strumento unico a disposizione delle imprese per appunto vendere alle diverse pubbliche amministrazioni all'interno di tutto il territorio nazionale. Cosa si acquista e cosa si vende all'interno del mercato unico della pubblica amministrazione? Si acquistano e si vendono beni e servizi, nonché lavori, che possono essere appunto lavori di manutenzione o altri tipi di lavori che andremo adesso a vedere nello specifico. L'abilitazione per la fornitura di beni, servizi e lavori è la medesima, nonostante diciamo, gli oneri a carico dei partecipanti richiesti da ciascuno dei bandi di queste categorie può essere diverso. Nello specifico, per i servizi di manutenzione del verde, quindi per le imprese di questo settore e del settore florovivaistico, abbiamo fondamentalmente due canali di abilitazione al MEPA, uno per la fornitura di servizi e uno per i beni. Per i servizi, l'area merceologica che interessa queste imprese è quella dei servizi di manutenzione del verde pubblico, quindi aiuole, giardini pubblici, giardini storici, verde stradale o parchi. È possibile però per un determinato tipo di imprese di questo settore abilitarsi anche per la fornitura dei beni. I beni, in questo caso, possono essere prodotti per il verde e il vivaismo, quindi terreni, semi, impianti di irrigazione, fertilizzanti, eccetera, oppure beni legati all'arredo, quindi gazebo, fioriere, panchine e quant'altro. Cosa si deve fare per abilitarsi al MEPA? Una condizione fondamentale prima di abilitarsi al mercato elettronico della pubblica amministrazione è quello di dotarsi di una firma elettronica digitale o carta nazionale dei servizi, senza la quale non sarà possibile procedere appunto con l'abilitazione, quindi con la firma dei documenti di abilitazione e poi delle varie gare. È inoltre raccomandato anche avere uno SPID, anche se è possibile abilitarsi senza la propria identità digitale. Oltre appunto a questa è la dotazione tecnica, ovviamente andremo a vedere quali sono gli step per abilitarsi al mercato elettronico. Bisogna prima effettuare una registrazione anagrafica, la registrazione viene fatta prima per la persona e successivamente per l'impresa, di cui la persona deve essere legale rappresentante o comunque disporre dei poteri per la firma dei vari documenti e per la partecipazione alle gare. Altro punto fondamentale è quello di identificare bene quali sono i bandi che
interessano l'impresa e soprattutto verificare di avere i requisiti di accesso a quel determinato bando. Oggi stiamo parlando appunto del bando servizi per la manutenzione del verde pubblico, dei band fornitura di beni, di prodotti per il vivaismo. Quindi è importante che l'impresa verifichi all'interno dei vari capitolati e tecnici e degli oneri di quel bando se ha i requisiti per poter partecipare. Una volta fatta questa verifica occorre fare richiesta di abilitazione, compilare il proprio catalogo, ciò vale, va detto, esclusivamente per il bando beni, non per il bando servizi, e poi ovviamente una volta che è stata implementata questa fase rispondere alle varie richieste di offerta o evadere le varie richieste di ordine. Andiamo adesso a vedere dove troviamo questo mercato elettronico della pubblica amministrazione. Eccoci qua. Questo è il sito acquistoinrete.pa.it, che è il sito del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Qui vedete fin da subito che si viene richiamati a quello che è molto intuitivo, insomma, quello che è la propria area di interesse. Se quindi la propria volontà è quella di acquistare, questa è un'area ovviamente riservata alle pubbliche amministrazioni, oppure se siamo qui per vendere. All'interno dell'area vendi, come vedete, vediamo diverse categorie, che sono le diverse categorie di come dire, modalità di acquisto e, che ha la pubblica amministrazione e che quindi ha anche l'impresa che si abilita, quindi gli accordi quadro, il sistema dinamico e il sistema di convenzioni. Quello che noi oggi andremo a vedere è appunto il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Cosa troviamo all'interno dell'area mercato unico della pubblica amministrazione? Troviamo i bandi. I bandi totali sono 9 bandi che fanno riferimento a servizi, come già detto, beni o lavori di manutenzione, ad esempio, edili, impianti, opere specializzate, eccetera. All'interno di ciascun bando, come vedete, abbiamo le aree merceologiche in cui è possibile abilitarsi per quel bando. Proviamo adesso a vedere quello dei servizi. Ecco qua. Prima di partecipare al bando, tramite il pulsante Partecipa, che troviamo qui, è importante, come dire, selezionare quale area merceologica all'interno del grande bando servizi interessa la nostra impresa. Come vedete, nell'area servizi in questo momento ci sono un totale di 46 categorie che riguardano i servizi più diversi. Andiamo a cercare quindi all'interno di quest'area il bando che riguarda il nostro settore. Eccolo qui, è il bando riferito ai servizi di manutenzione del verde pubblico. Cliccando all'interno di quest'area merceologica di riferimento, dove veniamo portati? Veniamo portati intanto a una parte che è fondamentale, che va assolutamente visionata prima di partecipare, che è quella della documentazione per l'abilitazione. Cos'è importante all'interno di questo? Innanzitutto il capitolato d'oneri, okay, dove andiamo a vedere se effettivamente la nostra impresa ha, come dire, tutti i requisiti per poter, ecco qua, per poter partecipare a questo bando, quindi i requisiti per l'abilitazione del fornitore, quali sono i soggetti ammessi. Un'altra cosa che è importante è però il capitolato tecnico. All'interno del capitolato tecnico, infatti, troviamo come dire, gli specifici, insomma la specifica documentazione che va presentata. Quindi è molto importante prendere visione di tutti questi allegati, quindi servizi, capitolati tecnici, capitolato d'oneri e appunto le diverse condizioni generali di contratto. Una volta presa visione di questo è possibile partecipare al bando. Come è possibile partecipare? Appunto, vedete qui da subito ci viene richiesto, una volta cliccato su partecipa, ci viene richiesto di accedere alla nostra area. Come abbiamo già detto, è possibile accedere tramite SPID
oppure semplicemente registrandosi. Se andiamo su registrati, vedremo subito che si viene rimandati appunto a una pagina che ci informa subito che la nostra registrazione avverrà in 2 fasi. Questo è importante. Va prima abilitato infatti la persona fisica, come detto già, che deve essere appunto il legale rappresentante o colui o colei che è dotato di poteri di firma, e solo in una fase successiva va abilitata l'impresa, cioè va abilitato, come dire, quello che si fa, quindi chi sei e cosa fai. Andando quindi sulla prima parte, quindi sul chi sei, vedremo subito che ciò che ci viene richiesto sono dati anagrafici dell'utente e dati di contatto. Proseguendo con la procedura, questa prima procedura è composta di 6 step, ci verranno richiesti i dati della nostra impresa. È quindi importante avere con sé, prima di procedere con l'abilitazione, ad esempio una visura camerale aggiornata o comunque tutti i dati del proprio cassetto digitale riferiti alla propria impresa. Non possiamo adesso farvi vedere nello specifico tutti i vari passaggi di questa fase, ma i nostri uffici, i nostri sportelli sono a disposizione delle imprese in maniera gratuita per offrire consulenza per l'abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Non solo, oltre appunto all'assistenza in fase di abilitazione, potete rivolgervi a noi anche per una fase successiva all'abilitazione per richiedere appunto supporto per rispondere alle varie RDO, che sta per richieste di offerta, o ai vari, per presentare appunto risposte agli ordini di acquisto. I nostri recapiti dei nostri sportelli li trovate sul sito www.confagricolturapadova.it, nella pagina dedicata agli sportelli PID. Ve li lasciamo anche al termine di questo video e rimaniamo a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari.